Per ribadire anche nell'ultima fase del mio governo il ruolo internazionale del Veneto, per incontrare il nuovo Presidente della Repubblica, Josipovic, appena eletto neppure un mese fa, e per ribadire l'interesse comune fra il Veneto e la Croazia a costruire relazioni sempre più significative e sempre importanti nel nord del mare Adriatico. Abbiamo gioito più che parlato dell'ormai imminente entrata della Croazia nell'Unione Europea, abbiamo parlato del sistema dei porti che, agendo di concerto, può essere più attrattivo, più importante addirittura di quello di Amburgo. Abbiamo parlato dei sistemi di comunicazione, delle strade che ancora restano da fare, abbiamo parlato delle sinergie straordinarie fra patrimonio culturale e possibilità turistiche, che è quello che abbiamo, quello che le nostre due regioni possono offrire e possono avere come sviluppo futuro. La legge che il Veneto, con grandissima lungimiranza, molti anni fa, ormai 15 anni fa, nel 95, costruì di supporto al patrimonio culturale, artistico e monumentale di origine veneta in Croazia, specificatamente in Istria e Dalmazia, è una legge che piace molto anche ai croati, è una legge di intelligenza, di grandi relazioni diplomatiche, che ci ha permesso più di 250 interventi di cui i croati ci sono giustamente grati.